domenica scorsa la sezione Lega Nord Liga Veneta di Caorle ha organizzato con il vostro contributo e quello del consigliere provinciale Fogliani una manifestazione in spiaggia a Caorle contro gli ambulanti abusivi. Una simile iniziativa è stata organizzata anche a Bibione, ma in questo caso a scendere in campo è stato il sindaco di San Michele, Codognotto, tutta la sua giunta assieme ai rappresentanti delle associazioni di categoria. La domanda è questa: perché a Caorle non si è riusciti a fare altrettanto? No, semplicemente per una questione di ignoranza delle due iniziative, nel senso che né a San Michele sapevano quello che facevamo noi, né noi sapevamo quello che avrebbero fatto a San Michele. Mi fa molto piacere il fatto che siano scesi anche a San Michele a Tagliamento, perché lì è scesa un'amministrazione che tra l'altro non ha colori di bandiera, diciamo, però è chiaro che ha però un'appartenenza storica, almeno di valori politici abbastanza non così vicino a quelli leghisti, se non per un paio di elementi di giunta. Il mio riferimento era un altro. Sì, ho capito, adesso ci arrivo. A Caorle semplicemente perché è stata un'iniziativa della sezione locale di Caorle, che io come segretario provinciale e come assessore ho sentito assolutamente di sposare e di supportare. Abbiamo recuperato questi telimare verdi con il logo del Sole delle Alpi e gialli con il logo con il vessillo di San Marco, e siamo andati a sensibilizzare la gente. Non è stato fatto all'amministrazione comunale semplicemente perché era una nostra azione politica per sensibilizzare i bagnanti su quello che è il fenomeno dell'abusivismo ai danni dei commercianti di Caorle. Dicevo, mi fa piacere che si sia mossa dall'altra parte anche il parroco, perché significa che questa non è una battaglia ideologica, perché tanti ci hanno affibbiato il fatto che la nostra fosse un'uscita propagandistica eccetera. No, la nostra è un'uscita dei problemi della gente, dei commercianti e dei caorlotti. Non è per andare a protestare contro quello che fa il Coccobello o quello che viene disturbato mentre sta prendendo il sole dal Vucumpra. È proprio per sensibilizzare la gente sul fatto che i nostri commercianti stanno male, non vivono bene, che le tasse le devono pagare, anche se tanti hanno detto che le tasse non le pagano, ma per questo ci sono già gli organi competenti che devono accertare e noi di certo non difendiamo chi evade. Però dall'altra, e capiamo però quello che sono le difficoltà del vivere di oggi con un regime tassativo così alto, però vabbè, per carità. Dall'altra invece però questa è una cosa molto sentita dalla gente, difatti abbiamo avuto un riscontro ottimo da parte di tutti, un interesse forte. È chiaro che l'iniziativa di scendere con gli asciugamani, modello Vucumpra, una decina di ragazzi, quindi c'era un colpo d'occhio abbastanza importante, ha attirato l'attenzione e di sicuro ha fatto parlare la gente sotto l'ombrellone, che era il nostro risultato, non parlare della Lega ma parlare del problema e capire le opinioni dei vicini di ombrellone, e quindi risultato raggiunto. Avete avuto dei contatti con l'amministrazione comunale di Caorle? No, l'amministrazione, come tutte le amministrazioni comunali di Caorle, sì, della nostra riviera, che hanno questo problema, vedi Jesolo, vedi Eraclea, vedi Cavallino Treporti, quindi al di là dei colori, al di là delle amministrazioni eccetera, sono tutte impegnate nel contrastare il fenomeno dell'abusivismo. Chi dal mio punto di vista in maniera più forte, più marcata, più puntuale, e chi invece in maniera un po' più blanda. Non sta a me dare giudizi perché io non risiedo in nessun comune balneare. Da segretario di partito dico però che a noi questa sembrava una battaglia giusta da fare, una battaglia giusta da iniziare con la prima domenica di agosto e da continuare anche nelle prossime, perché domenica i ragazzi riusciranno, questa volta nella spiaggia di Ponente, perché questa volta eravamo nella spiaggia di Levante della Madonnina, e quindi insomma l'operazione va avanti. Sempre a partire dalle ore 14 del pomeriggio? Circa ore 14 per un paio d'ore.